ho solo uno di ricordo che mi ha missato in questa spalla e cantando una canzone d'amore di Alpini io potevo sentire la piuma del cappello. Per cui questo solo ho ricordo, ma è come se l'avessi in una fotografia. È il ricordo della nipotina quando aveva 4 anni dei fratelli Targon, Silvio e Massimiliano Alpini dell'Armir, che nel 1943 non tornarono dal fronte russo. Nelle sue mani il comune ha consegnato l'ultima lettera che il padre Angelo aveva scritto a Silvio proprio nei giorni in cui i 2 fratelli persero la vita. Il padre nelle prime righe informava che la sorella Assunta stava meglio dopo un preoccupante periodo di febbre. Non potendo più essere consegnata la lettera di colore azzurrino, tornò poi al comune di provenienza. Nessuno dei funzionari pubblici si sentì allora di recapitare ai familiari la triste missiva, nella quale il padre aveva inserito anche una busta preaffrancata per la risposta. Un documento eccezionale ritrovato 80 anni dopo nell'archivio storico comunale, spostando casualmente alcuni faldoni. Ora, tra tanta commozione, quella lettera è tornata nelle mani degli eredi dei fratelli Massimiliano e Silvio Targon. Oggi abbiamo fatto tornare a casa 2 nostri alpini che erano dispersi in guerra, morti. Abbiamo consegnato questa lettera, abbiamo dato dignità, abbiamo dato alle famiglie ancora un ricordo di questi ragazzi. Ho visto una famiglia molto unita e molto commossa. È stato un momento importante per la comunità, ma soprattutto questi sono momenti dove ricordare serve per non dimenticare.